Buonasera a tutti ragazzi. È da sempre risaputo che il gatto avrebbe dei poteri particolari. Diciamo che anche gli egiziani incominciarono a capire il comportamento strano, diciamo, di questo animale. In effetti anche perché di solito non si vedono, diciamo, gli uomini non riescono a percepire. Ciao, Bogate. E quindi pare che la visione straordinaria del gatto sia da attribuire alla quantità di luce che i suoi occhi sono in grado di assorbire, quindi in effetti vedono cose che forse noi non riusciamo a guardare. Diciamo a chi è che non è mai capitato di vedere il gatto fissare qualche cosa che tu vai a guardare ragazzi e non vedete nulla, però lui sta fisso con il pelo dritto ma tu non vedi nulla, forse lui vedrà qualche cosa che i nostri occhi, diciamo, non riescono a guardare. In effetti uno studente ha fatto questo esperimento che su decine di gatti che i gatti pare riescono a vedere qualcosa che noi non riusciamo. Oppure riesce a percepire persino il nostro stato d'animo e le sue alterazioni. Quindi negli studi su questo animale si pensa che questo animale sia sensitivo in effetti per percepire anche diciamo, i campi magnetici ed elettrici. Quindi diciamo possono avere una premonizione su terremoti e disastri naturali. Semmai potreste notare nel vostro gatto oppure anche nel cane un'irrequietà, diciamo, un'agitazione prima dell'arrivo di un terremoto, perché loro lo percepiscono prima di noi. Quindi in effetti loro già sentono nell'aria che sta arrivando qualche cosa di negativo. Quindi diciamo che i gatti maschi sono quelli più, diciamo, menefreghisti, anche se le femmine sono quelle là che più sono socievoli, diciamo, verso gli uomini. Ma poi dipende sempre da uno come lo cresce, quindi al finale è sempre lo stesso. Come pure i pitbull, ragazzi, sono cani aggressivi, però dipende sempre da come si crescono, quindi è sempre quello il motivo. E allora fai attenzione, succede qualche cosa. Allora è qualche lupo, avvocato non è un cane. Fa attenzione. Diciamo che questi animali possono vedere forse presenze invisibili. Difatti, se voi vedete ragazzi, anche i medium o sensitivi hanno il gatto, diciamo, come simbolo, oppure come gatto nero di solito, perché si crede che il gatto è diviso tra il male e il bene. In effetti si ha questa cosa di ammettere che il gatto diciamo sta sia di qua che di là, quindi ci sta un piede nell'inferno e un piede in paradiso, diciamo che non fa bisticciare a nessuno e quindi sta un po' di qua e un po' di là, quindi diciamo vede sia il bene che il male, quindi questo diciamo è una cosa che hanno fatto una prova, diciamo una ricerca scientifica, quindi si pensa che riescano a vedere anche spiriti e in qualche modo possono visualizzare l'energia positiva o negativa che ci circonda. Quindi sì, sì, ed è vero, dicono che porta via le energie negative, anche se gli attribuiscono, diciamo, un legame con, diciamo, anche con l'inferno, in effetti, però si dice che il gatto porta via queste energie negative. Sì, sì, ma è fatto di questo, sì, però è diciamo un animale misterioso, quello dicono loro. A difetto il cane è un'altra cosa. Invece il gatto è un simbolo già che gli egiziani ritenevano misterioso, quindi occulto, quindi di fatti stanno sia di qua che di là, come dicono loro, sia nel bene sia nel male e quindi possono vedere cose che noi non possiamo vedere, quindi e questo pure è vero, Marco. Ci vorrebbe una colonia di gatti e fanno allevamento, allora così ti togli il problema, fai prima.
Quindi diciamo che il gatto da sempre è considerato diciamo, un animale misterioso che ha dei poteri paranormali. Questo è, sì, sì, il video delle streghe. Una signora mi ha scritto, ma ci sta anche il liquore di strega? Sì, ho detto, mo l'ho risposto poco fa. Ci sono anche i famosi torroncini che sono a strega, diciamo sono alla fine del mondo perché li ho assaggiati. Il liquore di strega è una bottiglia gialla, serve per digerire in effetti. Quindi ragazzi, il gatto, specialmente quello là nero, dicono che sia metà tra il bene e metà, diciamo metà tra il male in effetti, quindi avrebbe queste sue caratteristiche misteriose. Quindi ragazzi, un video interessante, avevo letto di questo video dei gatti che chi diceva che erano cattivi, chi diceva che erano buoni. Ho fatto un approfondimento, in realtà è metà e metà, diciamo, in effetti. Quindi il gatto non fa prendere, come si dice da noi, collera a nessuno. Sta a metà dalla parte del buono e a metà dalla parte del male, quindi non fa arrabbiare a nessuno. Sì, ma a volte, guarda, gli scienziati dicono, no, a volte abbiamo visto, no? Loro avevano le telecamere che registravano, quindi poi le guardavano la mattina. Che il gatto, ma pure bianco, nero che sia, non dipende poi dal colore, fissava un luogo dove non ci sta nulla e rizzava il pelo. Di solito il pelo il gatto lo rizza quando è in pericolo oppure si sente minacciato, diciamo, però lo scienziato dice che non c'era nulla che si vedeva nel video in quella parte dove lui guardava. Allora giustamente credono che lui avvertiva qualche cosa di negativo. Quindi da questa, diciamo, tutta questa indagine che hanno fatto, hanno pensato che i gatti forse, grazie agli occhi che sono potentissimi quelli dei gatti, ragazzi, quindi possono vedere cose che noi non vediamo. Questo è stato il risultato finale di questa ricerca finale. Perciò si dice che il gatto è un animale misterioso e paranormale, diciamo. Quindi perciò è legato, diciamo, all'occultismo, queste cose qua, perché dicono che sta sia di qua che di là, cioè sia nel bene che nel male. Ragazzi, vi auguro una buona serata e come sempre se ci sta qualche cosa di sfizioso faccio la diretta. Quindi ciao Avvocatella, ciao Domitilla, ciao a tutti. Ah sì, non mi preoccupa proprio, possiamo stare pure in 3 in 4, quindi non è un problema Domitilla. Tanto dobbiamo perdere un po' di tempo, quindi o 10 o 12 o 1000 o 2000. Non cambia nulla. Ciao ragazzi, buona serata. E poi 13 è un numero buono, bravo Domitilla, quindi 13 è un numero perfetto. Ciao, ciao Maria, ciao.